Cari telespettatori, rieccoci insieme. Come vi avevo promesso, prima del previsto riusciamo ad affrontare la vexata question, la tormentosa vicenda delle IPAB, per semplicizzare, poi vi spiegheremo bene case di riposo. A che punto siamo? C'è una riforma in atto? Ci sono prospettive, speranze, aspettative anche da parte di chi purtroppo direttamente o indirettamente ne ha a che fare? Vediamolo insieme con il nostro esperto. Quindi ben arrivato, ben ritornato Onofrio Rota, segretario generale della CISL del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno. Per supportarci ad affrontare questo argomento. Allora, io direi proprio come cappello, c'è stata una conferenza stampa, un momento importante, poco fa praticamente, possiamo dire immediato, che ha affrontato questa questione. Qual è il cuore, il nocciolo del problema e cosa sono le IPAB, così lo spieghiamo, perché quando diciamo queste sigle non tutti lo comprendono. Sì. Allora, le IPAB sono istituti, enti economici di diritto pubblico che si occupano in maniera particolare del sistema di welfare che è orientato agli anziani, le case di riposo che tutti quanti conosciamo, ma i centri diurni per la disabilità, per le famiglie, per i minori. Ecco, sono questi enti che hanno una connotazione pubblica, il personale è inquadrato con il contratto del pubblico impiego e i finanziamenti che ottiene sono finanziamenti pubblici, anche se poi le rette che vengono pagate dagli ospiti, per esempio nelle case di riposo, sono dai privati. Abbiamo in Veneto circa 176 strutture. Sono tante o poche? Sono tante perché sono distribuite sul territorio, sono ancorati a gruppi comunali sostanzialmente, e tenga presente che sono state costruite negli anni, la maggior parte anche un patrimonio storico, perché erano anche frutto di donazioni di famiglie che donavano a questi enti pubblici queste strutture, e per cui abbiamo anche un patrimonio importante storico. 176 sono suddivise tra l'altro con un centinaio rivolte per gli anziani, le case di riposo, e le 76 all'incirca tra istituti che fanno riferimento ai minori, alla disabilità, alle famiglie. Qual è la questione problematica? Perché da tanto tempo si parla di rivedere il sistema, ristrutturarlo, e poi non tutte stanno così bene di salute, no? Sì, esatto. Allora, la Regione penso che abbia fatto un'operazione estremamente importante, che è quella di rivedere l'assetto sanitario della nostra Regione. Da poco la nostra Regione ha rivisto le aziende sanitarie, portandole da 20 a 10, e stiamo seguendo un piano di riorganizzazione che riguarda il mondo sanitario, però ha costituito in Veneto un'azienda, l'azienda cosiddetta azienda zero, che non è un'azienda che cura, è un'azienda amministrativa, che gestisce in qualche modo. Gestisce gli acquisti, gestisce l'amministrazione del personale, gestisce la pubblicazione dei concorsi, gestisce la formazione del personale, e ha messo assieme, praticamente ha tolto dei centri di potere territoriali, ha concentrato l'attività sanitaria vera nelle aziende ospedaliere, tutta l'area amministrativa l'ha concentrata in un'unica azienda. Allora, l'idea, il progetto di legge intorno al riordino dell'IPAB era proprio su questo: lasciare concentrare le strutture territoriali a dare prestazioni di welfare, di servizio sociosanitario vero, e di ottimizzare, di razionalizzare tutta l'area amministrativa. Ecco, questa era una grande opportunità per le IPAB, che avrebbero visto rafforzare il servizio agli utenti, agli anziani residenti presso le strutture, e snellire, o meglio ottimizzare, efficientare tutta l'area amministrativa di queste strutture. Soltanto che questo provvedimento, che è stato avanzato, questo progetto di legge nel 2015, appena il governo del Presidente Zaia si è insediato alla Regione,
è il 12° tentativo che la nostra regione fa per riformare le IPAB. Come mai? Come mai è così difficile arrivare a questo tipo di riforma? Quali sono gli intoppi? Quali sono le problematiche? Allora, sono diverse le problematiche. Prima di tutto le IPAB si sviluppano, crescono dentro le amministrazioni comunali territoriali e a volte vengono anche un po' percepite come patrimonio delle strutture comunali, tant'è vero che i consigli di amministrazione delle IPAB territoriali, che variano da 5 a 7 persone, vengono nominati dalle amministrazioni territoriali, e questo è un po', non dico un limite, però è sicuramente è un ostacolo, no, a facilitare, perché viene messa in mano alle amministrazioni locali un potere enorme. E questa è la prima questione. L'altra questione è che le IPAB sono ormai delle strutture che la giacenza media di un anziano, preferibilmente la famiglia preferisce tenerlo a casa, un anziano, e quando raggiunge una situazione un po' di difficoltà di gestione per la famiglia, entra dentro una struttura residenziale. Quindi diciamo che è proprio la parte terminale della vita e di non autosufficienza. Esatto. Questa parte terminale non possiamo più considerarla come una vera e propria casa di riposo, è più nella sfera sanitaria. Per quello chiediamo con forza alla Regione di ricomprendere in quell'assetto riorganizzativo che aveva fatto per l'area del sanitario, ricomprendere l'area del sociale e riunificare, come in Veneto era così già da tempo, l'area sociosanitaria in un'unica struttura. I benefici sarebbero enormi dal punto di vista del personale, perché stiamo parlando di personale di 10.000 persone occupate, 10.000 persone in Veneto, e prevalentemente medie e alte professionalità. Stiamo parlando degli OS, per parlare degli infermieri, medici, psicologi, e oltre l'area quella amministrativa, e abbiamo 15.000 persone nelle case di riposo presenti, per cui quasi, non dico un rapporto 1-1, ma è un impegno veramente importante. Ottimizzare non soltanto ne beneficerebbe il sistema, ma ne beneficerebbero anche le famiglie, perché abbasseremmo i costi complessivi delle strutture dell'IPAB, per permettere anche delle rette di accesso per i nostri anziani migliori. Esatto, si abbasserebbero in qualche modo i costi, però il personale deve essere quello. Chi va in una casa di riposo e magari è ancora autosufficiente, quelle poche persone che lo fanno, ma magari sono persone sole che hanno difficoltà, lamentano di trovarsi insieme a persone con cui non riescono a comunicare perché non sono autosufficienti. Quindi c'è anche un po' di, diciamo, commistione di figure tra chi ha bisogno di sanità, come dice lei giustamente, quindi un certo tipo di esistenza, chi invece ha bisogno di più di sociale, perché non può più magari stare a casa, vive isolato, la famiglia stessa non può accudire, quindi preferisce questa struttura. Pochi, per carità, rispetto a un tempo, perché sono costose queste benedette case di riposo. È chiaro che le strutture e sono strutturate un po' con vecchi criteri. Le case di riposo sono strutturate, chi è allettato in un reparto, chi ha capacità cognitive, motorie adeguate, è dentro un altro reparto e fa anche attività, perché a volte le malattie più presenti sono fasi anche degenerative, tipo l'Alzheimer, che è una delle malattie purtroppo di questo nuovo secolo. Ecco, è chiaro, noi ci siamo concentrati molto a dire alla Regione che è importante che questo segmento rimanga e abbia una visione complessiva nella Regione. Il rischio qual è? Che queste IPAB vengano convertite in fondazioni, per cui delle fondazioni a carattere territoriale legate alle amministrazioni locali territoriali, si esca dalla logica di una visione d'insieme dell'amministrazione pubblica di gestione, dentro un disegno strategico anche che la Regione Veneto dovrebbe fare,
con gravi conseguenze anche per il livello di qualità. Io parlo sia per il lavoro dipendente che per le famiglie. Abbiamo assistito, per carità sono eccezioni, sono casi, però stanno verificando, di applicazioni contrattuali al di fuori dalle regole previste dai contratti nazionali di lavoro, per cui contratti dentro le fondazioni ad uso e consumo a danno delle condizioni, sia dei diritti che delle condizioni economiche dei lavoratori. L'altro effetto anche delle penalizzazioni per la qualità del servizio che viene offerto all'utente. Perché questo? Questo che non ci si spiega. È chiaro perché avviene questo e perché la non ci sono controlli? Se si pensa di lucrare, no, sull'area sanitaria come l'area del sociale, non si può far pagare le spese alle utenze, no? Hanno dei bisogni, penso che sia un impegno etico di una regione, di uno Stato, impegnarsi, e vanno offerte tutte le migliori misure possibili. Ecco, però il fatto che non si sia ancora arrivati a questa riforma è abbastanza pesante. Sì, noi abbiamo mandato una lettera all'assessore che devo dire ci ha risposto e si è impegnata a riaprire un tavolo di confronto con noi, e questo è positivo perché quindi dovrebbe esserci un confronto dovrebbe riaprire il confronto, però le resistenze, come dicevo, le troviamo molto nelle strutture territoriali delle amministrazioni locali territoriali, e questa è un'azione che dovremmo vedere. Però io penso che i grandi alleati di questa riforma dovrebbero essere le associazioni delle famiglie, che in ogni struttura delle IPAB sono presenti. Vorremmo coinvolgere loro, vorremmo coinvolgere le amministrazioni territoriali, vorremmo chiedere alla Regione di riaprire il tavolo e portare a termine questo progetto. Siamo purtroppo, lo dico non con grande orgoglio, ma siamo ormai l'ultima regione d'Italia che su questo tema non ha legiferato. Addirittura facciamo riferimento a una legge vecchissima di quando furono istituite che risale al 1890, era la legge di Francesco Crispi, che istituì questi enti che dovevano occuparsi di questo impegno nel sociale. Ecco, ma perché? Quando si parla anche di una maggiore autonomia, no, della regione, quindi che dovrebbe in qualche modo agevolare questi processi, come mai ancora non si addiviene quello che si chiede il cittadino? Sono beghe politiche, per carità ci sono questioni territoriali, però alla fine c'è un interesse predominante che è quello di chi viene ospitato, delle famiglie e dei lavoratori. Abbiamo l'altro problema dei lavoratori di cui magari possiamo anche parlare, perché ci seguono molto e ci scrivono, e anche quando abbiamo accennato recentemente all'argomento ci hanno sollecitato su questo aspetto, perché hanno difficoltà, per non parlare poi delle questioni che molti sono anche in là con gli anni, no? Non sono giovanissimi. No, ecco, è chiaro che è una questione politica, noi secondo stiamo lei? vedendo il problema delle IPAB nella sua complessità, perché c'è il rischio che se parliamo soltanto dei lavoratori sembriamo la solita organizzazione sindacale sì, che non guarda, esatto. È chiaro che la mia organizzazione, la CISL, come le altre organizzazioni, siamo impegnati a tutelare il lavoro e i lavoratori, però in un modello che non solo riconosca il valore sociale del lavoro che viene fatto quotidianamente nel rapporto con l'anziano, ma riteniamo anche utile diciamo, dare il nostro contributo ad efficientare il sistema. Ne va nell'interesse, come quando un lavoratore lavora in un'azienda privata, dà il maggiore contributo possibile perché ha interesse che la propria azienda. Oggi le IPAB non sono in salute perché il personale sanitario e non utilizza le IPAB a volte come una sosta, supera il concorso e poi chiede la mobilità per passare nell'azienda sanitaria. E a volte c'è un rischio che abbiamo personale che rimane poco nella struttura e non c'è quel senso di continuità, e questo è un primo limite. Per esempio c'è tutta la questione che le problematiche sono sempre di più sanitarie.
Il fatto di collegare e connettere le IPAB con l'azienda sanitaria, questo ci permetterebbe di avere un rapporto con la struttura medica molto più pianificato e organizzato. Oggi cosa succede? L'ospite quando sta male viene mandato al pronto soccorso per poi, diciamo, essere seguito, sì. E abbiamo i medici dentro le IPAB che hanno soltanto rapporti di convenzioni, sono come i medici di famiglia. Sì, sì, sì. Invece potremmo riorganizzare questa struttura in maniera molto più efficiente per l'utenza. Io guardo all'utenza, oltre ovviamente al personale che vive un momento un po' di sconforto, nel senso certo. che sta chiedendo con forza, ma dico è anche pronto a far sentire la propria voce nei confronti della regione, e non a danno degli utenti, delle famiglie e degli ospiti delle famiglie, ma perché la regione dia valore sociale a questo compito che svolgiamo, e 15.000 persone e poi famiglie sono coinvolte e 10.000 lavoratori. Ecco, vorremmo dar voce a questo segmento della regione importante che in questi anni è rimasto lì sospeso. Si parla della legge 25 del 2015. Sì. Questa è che cosa sostanzialmente, perché si tira fuori sempre questa legge? È l'unico riferimento. Questa legge prevedeva proprio questa cosa, prevedeva la semplificazione, anche l'aggregazione di IPAB, perché questo è l'altro aspetto, esatto. Ci sono tante IPAB che sono piccole, che non hanno una capacità e anche una sostenibilità economica. Ecco, questo potrebbe vedere anche una riorganizzazione. Tenga presente che quando parliamo di 100 case di riposo parliamo di 100 uffici del personale, 100 uffici acquisti, 100 uffici concorsi. Io vorrei avere meno uffici riorganizzati, più infermieri, più OS, più servizi all'utenza. Certo. Allora l'obiettivo dell'azienda zero era questo: concentriamoci sul core business di dare tutela, servizi sanitari all'utenza, così possiamo diamo servizi sociali di sostegno alle famiglie, sprecando meno dall'area dal punto di vista amministrativo. Però tante case, chiamiamole case di riposo, proprio per far capire anche a chi ci ascolta, non sono state favorevoli in questo versante. Perché? Perché allocate in certe zone, perché punto di riferimento per quelle famiglie, perché l'accorpamento in strutture più grandi avrebbe dato una perdita anche di una certa autonomia comunque nell'ambito della casa di riposo stessa, quindi ci sono state anche delle ritrosie da parte delle case di riposo stesse, no? È chiaro, le case di riposo subiscono l'influenza del governo territoriale, no? E ometteremmo di dire che le amministrazioni comunali esercitano un ruolo, un potere attraverso questa, e qui scattano le resistenze. Dovremmo avere la capacità, dovremmo chiedere questa generosità alle amministrazioni territoriali di mettersi a disposizione in un progetto complessivo per l'interesse e per il bene dei cittadini. Autonomia è anche questo. Il fatto che questa competenza è stata delegata alla Regione Veneto nel 2001. Fermo qua, perché adesso mi trovo l'argomento che dobbiamo parlarci bene di questo qua del discorso, perché è molto importante. Abbiamo invece la pubblicità che incombe. Allora andiamo pochi secondi in pubblicità, vediamo come il concetto di cui si è parlato anche tanto in questi giorni, per il quale c'è stato anche questo referendum di autonomia, può collocarsi nel concreto, e la posizione anche della CISL del Veneto. Tra poco.